Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli, Venezia Giulia è una delle due regioni insieme alla Lombardia e alla provincia autonoma di Bolzano che sono classificate a rischio moderato in questa settimana. E quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale diffusa questa mattina e attualmente all'esame della cabina di regia. Le restanti 18 regioni e province autonome restano a rischio basso. La scorsa settimana erano invece 17 le regioni a rischio moderato. Veniamo quindi ai numeri della pandemia che, secondo la Fondazione Gimbe, continua a registrare una crescita di contagi e incidenza in Friuli Venezia Giulia, mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Ieri in regione sono stati registrati 118 nuovi casi, 113 da 3.270 tamponi molecolari e 5 da 4.207 test rapidi. Non ci sono decessi, mentre restano 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 47 quelle ospedalizzate in altri reparti. Resta alta l'attenzione sulle case di riposo, con 2 focolai a Trieste, nelle residenze Carducci e Cellini, con 30 casi positivi nella prima e 22 nella seconda, tutti asintomatici o con sintomi lievi. Via libera dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, alla terza dose del vaccino anti-Covid. In una prima fase potranno effettuare il richiamo gli immunodepressi, i trapiantati, i malati oncologici, i dializzati, gli anziani over 80, gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e il personale sanitario. Per i richiami saranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna. Al momento non è prevista la terza dose per la popolazione, per la popolazione generale, in attesa che l'EMA valuti i dati forniti dalle aziende produttrici dei vaccini. Siamo pronti, bisogna correre, dice il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Penso che dobbiamo correre e iniziare subito, perché noi non dobbiamo perdere tempo, perché stiamo vedendo anche che soprattutto in immunodepressi, dove i vaccini hanno una formazione di anticorpi che decadono molto velocemente o che magari non sono efficaci, la terza dose invece aiuta ad alimentare il sistema immunitario e a difendere le persone più fragili dal Covid. Quindi partiamo, noi siamo pronti come Regione. La cronaca non accetta alla fine della loro storia d'amore e cerca di uccidere la ex usando un grosso coltello da cucina. È successo a Gorizia. Il responsabile, un ragazzo di 23 anni, è stato arrestato. Ha cercato di uccidere la ex compagna accoltellandola con una grossa lama presa dalla cucina e portandole le mani al collo in un tentativo di strangolamento. Il fatto di sangue risale alla scorsa domenica ed è accaduto a Gorizia, dove un 23enne di nazionalità libica, già noto, irregolare in Italia, è finito in manette arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Gorizia. La donna, residente nel capoluogo isontino, è stata portata in ospedale dove è stata medicata per ferite da taglio alle mani e per una distorsione al collo. Era riuscita a fuggire dopo essere stata aggredita dall'ex compagno. All'origine del tentativo di omicidio la fine della loro storia d'amore, una situazione che il 23enne non aveva accettato. Sequestrato il grosso coltello da cucina e anche alcuni abiti, tutti sporchi di sangue. Il GIP ha convalidato l'arresto nella giornata di ieri e ha disposto per il ragazzo la misura cautelare in carcere a Udine. Si indaga su 2 incendi scoppiati contemporaneamente ieri sera a Gorizia e Monfalcone, a fuoco alcuni cipressi. Sono in corso le indagini da parte del commissariato di polizia di Monfalcone e dei carabinieri di Gorizia per far luce su 2 incendi verificatesi ieri sera alle 21 sia nel Parco delle Rimembranze a Monfalcone che di fronte alla chiesa di Lucinico, nel capoluogo isontino, per alberi dati alle fiamme in maniera dolosa. Contemporaneamente infatti sono stati incendiati 5 cipressi a Monfalcone, su un totale di 30 nell'area verde, con colonne di fumo e fiamme molto alte, e un cipresso di fronte alla chiesa di Lucinico. Tanto lo spavento per le 2 comunità, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Viaggiavano su un Alfa Romeo che avevano trasformato in una finta auto dei carabinieri. 2 coniugi di Vienna sono stati fermati a Tarvisio dai militari dell'Arma e sono stati denunciati. Avevano trasformato un Alfa Romeo 156 in una vera e propria gazzella dei carabinieri, ma finta, con tanto di scritte 112 ed emblema del nucleo radiomobile.
Due coniugi residenti a Vienna, lui 54 anni, lei 49, sono stati fermati da una pattuglia, questa volta vera, dei militari dell'Arma della compagnia di Tarvisio nella cittadina dell'Alto Friuli, subito attirati dalla strana livrea di quella vettura. Il mezzo, in ogni dettaglio simile a un veicolo dei carabinieri, è stato posto sotto sequestro. Avrebbe potuto infatti ingannare o quantomeno confondere gli utenti della strada e i cittadini. La coppia austriaca, incensurata, è stata denunciata per possesso di segni distintivi contraffatti, mentre l'Alfa Romeo 156 è stata posta sotto sequestro. Si è aperto oggi a Trieste in Corte di Assise il processo ad Alejandro Meran, il cittadino dominicano che 2 anni fa nella questura di Trieste ha ucciso 2 agenti di polizia a colpi di pistola. Ci colleghiamo in diretta con Andrea Pierini a Trieste. Siamo all'esterno dell'aula della Corte d'Appello dove oggi si sta tenendo la prima udienza del processo ad Alejandro Meran, il cittadino della Repubblica Dominicana che il 4 ottobre del 2019 ha sottratto la pistola a Pierluigi Rotta, uccidendo lui e il suo collega Matteo Domenico, 2 agenti di polizia che lo stavano accompagnando in questura per dei controlli su un furto di un motorino che era avvenuto la mattina stessa. Meran non è presente in aula, è detenuto al carcere di Verona e non è presente neanche in collegamento video davanti al giudice Enzo Truncellitto. Questa mattina di fatto vengono accettati o meno i ricorsi da parte civile. In questo senso si sono presentati ovviamente i familiari dei 2 agenti uccisi e sono presenti in aula peraltro papà Fabio, il fratello Gianluca e la fidanzata di Matteo Domenico. Si è costituita a parte civile anche la famiglia di Rotta e poi le associazioni e i sindacati di polizia, e un altro degli agenti coinvolti nella sparatoria, Cristiano Resmini, che è stato uno dei pochi a far fuoco cercando di fermare Meran e si è anche ferito. Il giudice in questo momento si sta riservando appunto la possibilità di accogliere l'unica posizione contestata dall'avvocato Bevilacqua che difende Meran, è quella dei sindacati e delle associazioni delle vittime di polizia, e su questo probabilmente adesso il giudice stabilirà. Prima udienza, non sono previsti ovviamente ulteriori dettagli, insomma, se non appunto la costituzione delle parti civili, ma vi terremo ovviamente aggiornati su quello che è il processo. Sono dei fatti tragici, più tragici che ha colpito Trieste, tutta la regione e il corpo della polizia di Stato. Ancora rintracci di migranti da parte dei carabinieri. Ieri pomeriggio a Udine, nella zona dell'ex caserma Cavarzerani, 2 sono pakistani e 1 un cittadino del Bangladesh. Tutti sono stati accolti nell'hub di via Cividale. I 2 pakistani sono in quarantena fiduciaria perché provenienti da un paese a rischio. Entravano senza lasciare tracce e prendevano solo soldi in contanti. Se venivano sorpresi, accampavano scuse e si davano alla fuga. È stata individuata la banda di ladri che tra inizio luglio e i primi di settembre ha colpito abitazioni, aziende e auto tra Friuli Occidentale e Veneto. Si tratta di 2 albanesi di 39 e 31 anni residenti a Porcia e a Fiume Veneto. La coppia ha messo a segno tentato una lunga lista di furti tra Pordenone, Treviso e Venezia. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dove i 2 sono detenuti dallo scorso 7 settembre. Antonio Bravo è il nuovo direttore generale di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia. Oggi la giunta regionale ha conferito l'incarico che avrà durata biennale. Bravo, classe 1966, laureato in scienze economiche e bancarie e dirigente regionale dal 2006. Attualmente vice direttore centrale della direzione attività produttive e turismo, incarico che lascerà non appena assumerà il nuovo ruolo. La scelta, ha spiegato l'assessore Sergio Emidio Bini, è stata effettuata in ragione delle competenze, delle capacità e delle esperienze professionali necessarie per realizzare gli obiettivi strategici dell'ente, tenuto anche conto degli incarichi che Bravo ha già assunto nell'ambito dell'amministrazione regionale. La crisi provocata dalla pandemia ha costretto oltre il 50% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia a modificare il proprio stile di vita, a evitare spese in eccesso e a ricercare maggiormente offerte e promozioni ricorrendo all'e-commerce, quanto emerge dal libro bianco presentato oggi in Regione Udine.
La pandemia ha costretto più della metà delle famiglie del Friuli Venezia Giulia a modificare il proprio stile di consumo, con la riduzione degli sprechi e degli eccessi, la rinuncia all'acquisto di alcuni beni e servizi e una maggiore ricerca di offerte e promozioni, modificando i punti d'acquisto attraverso un maggiore ricorso all'e-commerce. È quanto emerge dal Libro Bianco, la ricerca promossa da Federconsumatori e Adiconsum, finanziata dalla Regione, realizzata con la collaborazione delle 2 università regionali e dalla SVG di Trieste. Uno degli aspetti che emergono dall'indagine è appunto questa aumentata, se non povertà, difficoltà economica. Non è aumentata in maniera generalizzata naturalmente, ma comunque in maniera significativa in segmenti particolari della popolazione. Cambiamenti ce ne sono stati numerosi evidentemente, uno molto importante è la grande ascesa dell'e-commerce. Quindi vi è un numero sempre maggiore di persone che spendono sempre più denaro facendo acquisti online. Per quanto riguarda il risparmio, gli ambiti di spesa più colpiti sono la ristorazione, l'abbigliamento, la cultura e il tempo libero. Dalla ricerca emergono anche le preferenze per i prodotti locali, che arrivano all'86% dei consumatori, nonostante siano considerati più cari rispetto a quelli provenienti da più lontano, a testimonianza che il consumatore cerca sempre di più la qualità. Questa mattina dal centro operativo di Palmanova i mezzi della protezione civile regionale con i materiali da donare alla popolazione di Haiti colpita dal recente sisma. Si tratta di 30 tende complete di impianto di illuminazione, 200 coperte caricate su 2 container che i mezzi della protezione civile trasporteranno all'aeroporto di Pratica di Mare, dove assieme al materiale raccolto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile partiranno domenica su un volo diretto a Port-au-Prince. La politica, nonostante le divisioni sul Green Pass tra Lega e Fratelli d'Italia, l'alleanza è stabile. Lo ha confermato ieri sera a Trieste Giorgia Meloni, dove ha concluso il suo tour in regione. Su tutte le grandi scelte fondamentali la coalizione lavori sempre per essere compatta, perché fondamentalmente noi siamo insieme per scelta, non siamo insieme per necessità, non siamo insieme per impedire a qualcun altro di vincere le elezioni come dichiarano i partiti dell'altra metà campo. Mi pare che il problema ce lo abbiano piuttosto loro. Federica però ha aperto all'obbligo vaccinale, ha detto per alcune categorie è giusto metterlo. Vabbè, ma questo è normale che si possano avere delle posizioni di carattere diverso. Io sul tema dell'obbligo vaccinale non sono d'accordo, dopodiché per come il governo lo sta inserendo di fatto surrettiziamente con il Green Pass, creando tra l'altro una serie di discriminazioni, dovrebbe ragionare se assumersi la responsabilità di inserire un obbligo vaccinale con tutto quello che comporta. Il tour elettorale per le amministrative di Giorgia Meloni è iniziato ieri sera a Pordenone e si è concluso dopo le 20 a Trieste, dove dal palco di una piazza Ponte Rosso decisamente piena ha ribadito la contrarietà al Green Pass, parlando poi anche di migranti. Da un balcone è stata srotolata una bandiera arcobaleno e alcuni contestatori hanno chiesto alla Meloni di parlare di diritti. Io parlo sempre di diritti, passo la mia giornata a parlare dei diritti degli italiani, poi bisogna intendersi su che cosa siano i diritti. Io penso che non sempre i desideri siano dei diritti. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.